Dopo la gara riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno, passiamo al capitolo femminile di questa terza edizione del Gran Premio Città di Tarquinia, un appuntamento che è femminile per eccellenza in quanto si inizierà adesso con la prova esordienti donne per poi proseguire con la gara riservata alla categoria donne allieve. In mattinata quindi la prova riservata agli esordienti, nel pomeriggio invece di scena le ragazze della categoria femminile esordienti ed allieve. Sicuramente un buon risultato organizzativo per quanto riguarda tutte coloro che hanno partecipato, un buon livello di partecipazione per quanto riguarda anche le prove femminili, che assegneranno anche i titoli di campione regionale per quanto riguarda ovviamente le categorie donne esordienti e donne allieve. Dicevamo, il percorso bene o male ricalca il medesimo della categoria esordienti. Si parte con un inizio dolce, un inizio semplice per queste ragazze, per poi andare verso il finale con la salita, l'ascesa che porterà le atlete sul traguardo di Tarquinia. Una ascesa che, come abbiamo visto in precedenza, non va a selezionare il gruppo ma che allunga il plotone verso il traguardo. Intanto prime fasi di gara con alcune raccomandazioni da parte della direzione di corsa, che ha ovviamente informato le ragazze sulle difficoltà del percorso, un percorso che praticamente è composto del trasferimento per arrivare al chilometro zero sul circuito e poi da lì da ripetere il giro per poi raggiungere il traguardo. Più o meno quello che è stato il percorso della categoria maschile. Primi allunghi in testa alla corsa, vantaggio minimo però per ogni atleta che prova ad allungare. Vediamo una coppia di ragazze al comando, il gruppo si mantiene come è successo anche negli esordienti, però sempre vicino, sempre all'avanguardia, sempre nel tentativo quindi di stoppare ogni azione. Come vedete il gruppo torna compatto in questi primi chilometri, annullato questo primo tentativo di fuga. Adesso altre atlete ci provano, ma come vedete il plotone resta compatto in questa prima parte. Un'organizzazione, quella che fa capo all'Associazione Ciclistica Costa Etrusca, che si avvale del contributo di tanti sponsor, di tanti volontari. Abbiamo già ricordato il camping Tuscia Tirrenica, che è lo sponsor principale della manifestazione, ma sono davvero tanti coloro che sono a fianco della organizzazione nella realizzazione non solo di questa gara ma anche dell'intera stagione agonistica. Intanto il gruppo continua a viaggiare compatto. Ne approfitto per ricordarvi che stiamo seguendo le immagini del terzo Gran Premio Città di Tarquinia nella prova riservata alla categoria donne esordienti, seconda prova di giornata dopo che in mattinata si è svolta quella riservata alla categoria esordienti maschili. Seguirà e concluderà questa prova, questa giornata di ciclismo, la prova riservata alla categoria donne allieve. Vi ricordo anche che stiamo seguendo le immagini del 13° trofeo Costa Etrusca, terzo trofeo Camping Tuscia Tirrenica, terzo memorial Mauro Pancotti, primo memorial Mario Venturi. Mentre altre atlete provano a evadere dal gruppo, vantaggio però sempre minimo, poche decine di metri di vantaggio per queste ragazze. Nessuna riesce a guadagnare più di un 5-6 secondi. Il gruppo chiude, come vedete, con celerità e torna praticamente compatto. Quindi da segnalare per il momento soltanto qualche allungo, ma la risposta del gruppo arriva sempre puntuale e pronta. Questo è un po' quello che è successo anche nella categoria esordienti maschili, quindi le ragazze stanno ripercorrendo dal punto di vista tattico quello che è stato la corsa della categoria dei loro coetanei maschi, con il gruppo che come vedete adesso insegue a appena 10 metri dalla coppia al comando, quindi possiamo parlare di un gruppo pressoché compatto dopo i primi chilometri di gara.
nessuna atleta è riuscita a fare la differenza, quindi ci aspettiamo anche in questo caso un finale simile a quello dei ragazzi, con il gruppo che si allungherà soltanto in vista del finale, in vista della salita conclusiva. 3 giri alla termine con il gruppo allungatissimo che transita davanti alla nostra telecamera. Sono le ragazze della Regolo Ortonovese adesso a fare l'andatura in testa al gruppo, per loro poco vantaggio, però come vedete adesso il plotone torna pressoché compatto, quindi gruppo compatto a meno di 3 giri dal termine. Non ci dimentichiamo però che le ragazze dovranno affrontare il finale, come è successo per i ragazzi maschi, il finale in salita verso il traguardo. E c'è da tenere d'occhio sicuramente le ragazze del Velo Club Seano One, della Capobianchi Cicli Motorsport, della Cadeo Carpaneto. Anche le ragazze della Regolo Cinquale Pontremolese sono molto attese quest'oggi, quando siamo a 2 giri dal termine, quindi si sta per concludere la fase in circuito per poi iniziare la fase in linea. Intanto vi ricordo che questo è praticamente l'atto centrale della giornata riservata al ciclismo giovanile a Tarquinia. Infatti seguirà la prova riservata alla categoria donne allieve, mentre si è già svolta, abbiamo visto con il successo di Martin Marcellusi, la prova riservata alle categoria invece esordienti maschili. Uno sguardo anche a quello che potrebbe essere la lotta per il campionato provinciale. Sicuramente Capobianchi è una delle formazioni più attese quest'oggi, con una buona presenza di Giada Capobianchi, che è una delle favorite, ma agguerrita anche la componente toscana con il Velo Club Seano One, quella emiliana con la Cadeo Carpaneto. Quindi sarà interessante vedere il finale quando siamo ormai in vista dell'ultimo giro, quindi fasi conclusive di gara. Un atleta che prova ad avvantaggiarsi, minimo però il vantaggio di questa ragazza, per lei appena 20 metri di vantaggio nei confronti del gruppo, si volta forse un po' troppo a controllare la situazione e infatti arriva un'altra atleta, adesso si forma questa coppia al comando, però vantaggio davvero minimo. Il gruppo, come è successo per la categoria esordienti, sta facendo buona guardia, non lascia spazio a nessun atleta, anche se diciamo che adesso il gruppo è in lunghissima fila indiana. Questo testimonia sicuramente una forte andatura. Infatti il livello delle partecipanti è sicuramente di prestigio quest'oggi, e sarà così anche nella gara riservata alle categorie donne allieve. Lungomare per l'ultima volta, perché poi si inizierà a salire verso il traguardo nella collina di Tarquinia. Adesso leggero margine di vantaggio per questa ragazza, ci sembra una casacca del Velo Club Seano One. Andremo a vedere se questo tentativo potrebbe essere decisivo. Adesso ha guadagnato un bel po' questa ragazza, 50 metri il suo vantaggio. Siamo ormai in vista della conclusione della prova, quindi potrebbe essere anche un'azione buona quella dell'atleta del Velo Club Seano One, che controlla ancora una volta la situazione alle sue spalle. Il vantaggio adesso è sempre nell'ordine dei 50 metri, quindi forse l'azione più interessante a cui abbiamo assistito fino ad ora. Controlla ancora la situazione alle sue spalle la ragazza della formazione toscana della provincia di Prato, il Velo Club Seano One, che sta insistendo nella propria azione. Come vedete ha guadagnato notevolmente, circa 200 metri di vantaggio quando siamo a 2 km dalla conclusione, quindi sta per iniziare il tratto in salita e potrebbe essere questa l'azione buona, l'azione decisiva. Vedremo se dal dietro ci sarà la rimonta del gruppo. Non dimentichiamoci, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, che il finale è in salita verso il traguardo di Tarquinia, sulla collina che domina il Mar Tirreno, e vedremo se questa azione potrebbe essere davvero quella decisiva, perché sta spingendo molto forte la ragazza del Velo Club Seano One. Dietro ovviamente stanno cercando di riorganizzarci, ma non c'è da dimenticare che c'è anche la lotta per il campionato regionale, quindi essendo un outsider nel campionato regionale, essendo una ragazza che viene dalla Toscana, potrebbe cogliere di sorpresa le altre. Ultimo chilometro intanto per l'atleta del Velo Club Seano One. Il gruppo però è segnalato in rimonta, quindi attenzione, perché potrebbe ritornare sotto il plotone con tutte le altre favorite per il successo. Noi ci voltiamo a controllare la situazione, vantaggio che comunque è ancora nell'ordine dei 200 metri. Se fosse stato un finale in pianura
sarebbe andata dritta verso il successo la ragazza del Velo Club Siano One, ma non dimentichiamoci, e lo state vedendo da queste immagini, che la strada qui sale leggermente, quindi potrebbe ancora succedere di tutto. Comunque buona la pedalata dell'atleta della formazione pratese alle sue spalle. Vediamo se il gruppo riesce a guadagnare qualcosa. Tratto in salita questo. Qui è il tratto con le pendenze maggiori, comunque nell'ordine del 4-5% finale. Il gruppo si è riportato sull'atleta del Velo Club Siano One, quindi è uno sprint ristretto, e guardate con che spinta la Giada Capobianchi si porta verso il traguardo e va a vincere la prova, e va a vincere anche il campionato regionale. Quindi Giada Capobianchi vince la prova della categoria donne esordienti quest'oggi. Per quanto riguarda il secondo posto, Vittoria Guazzini del Velo Club Siano One, terza stessa formazione per Gemma Sernissi, quarta Elena Pisu della Cadeo Carpaneto, quinta Gaia Bevilacqua della Regolo Cinquale. Seguono Volpi, Quirini, Gori, Giordani e Fedeli. Andiamo ad ascoltare le impressioni. Giada Capobianchi, la vittoria forse più importante è arrivata dopo questo bellissimo inizio di stagione. Sì, una vittoria fantastica, anche perché è un arrivo in salita, quindi veramente bella questa gara, mi è piaciuta molto. E poi comunque riprendere la ragazza davanti è stato abbastanza faticoso, però alla fine sono arrivata all'arrivo vittoriosa. Raccontaci un po' come è arrivato questo successo, te lo aspettavi? Sinceramente no, perché comunque sapevo che la gara era dura e c'erano delle ragazze abbastanza forti, quindi ho dato tutto fino all'ultimo. Ho ripreso, diciamo, agli ultimi 250 metri la ragazza che appunto stava in fuga, e alla fine ero veramente stremata. Anche la seconda ho cercato di sorpassarmi, ma alla fine ho dato tutto e quindi ho vinto. Qual è la corsa dei sogni della campionessa regionale del Lazio categoria esordienti? Oddio, un sogno, un mio grande sogno è vincere gli italiani, però appunto quello è un sogno, quindi si spera di vincerlo. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.